Umanamente come persona per lei che Natale arriva, un Natale di È pesante, l'ho detto ieri, insomma, è un peso nel cuore, insomma, ma siccome penso che fare i vittimisti non serve a niente, l'ho detto perché ogni tanto mi viene fuori, no, sai, non aver fatto niente, però fa parte del gioco. Nessun vittimismo, dice Luigi Brugnaro, ma certo non può non esserci un peso nel cuore di chi sa di non aver commesso niente di male. È un Natale diverso dagli altri, quello che sta vivendo il sindaco di Venezia, indagato nell'ambito dell'inchiesta Palude. Dal punto di vista giudiziario, intanto, è di queste ore la notizia di un'annotazione per la vendita dei pili a 200 milioni contenuta nei documenti sequestrati dalla Guardia di Finanza al suo vice capo di gabinetto Derek Donadini. Una cifra che sarebbe stata paventata durante un pranzo con il magnate di Singapore Chin Kiat Kwong e il suo uomo di fiducia in Italia Luis Lotti il 17 ottobre 2016. Una cifra molto più consistente dei 150 milioni riferiti da Claudio Vanin, l'imprenditore che ha fatto partire l'inchiesta, ma che comunque, secondo l'accusa, servirebbe soprattutto ad avvalorare l'attendibilità di quanto finora sostenuto da quello che è il principale testimone dell'indagine. Sempre dagli appunti di Donadini risulterebbe un sopralluogo di Kwong nell'area dei Pili il 20 settembre del 2016. C'è un'inchiesta in corso, i magistrati facciano il loro dovere, il loro lavoro e spero che poi la verità verrà fuori, insomma, e quando sarà il momento andrò anche a rispondere, quando mi faranno delle carte andrò a dire visto che non ho fatto niente. Pochi giorni fa il Tribunale del Riesame di Venezia aveva scritto che quanto raccolto dalla Procura porta ragionevolmente a ritenere che vi fosse un accordo illecito tra le parti avente ad oggetto l'adozione dei provvedimenti urbanistici ed edilizi indispensabili per l'attuazione del progetto. Vale a dire la rassicurazione di un raddoppio dell'indice di edificabilità sui terreni in questione e l'adozione di tutte le varianti urbanistiche che si sarebbero rese necessarie per l'approvazione del progetto edilizio ad uso commerciale e residenziale. Un'ipotesi che sia il sindaco Luigi Brugnaro che l'imprenditore Chin Kiat Kwong hanno sempre fermamente e decisamente negato in ogni sede. Non devo cambiare, non devo diventare, perché ti verrebbe da diventare cattivo, da diventare astioso, ecco, io ho deciso che voglio restare buono, sono sempre stato, 63 anni non ho mai fatto niente a nessuno, non mi faccio rovinare la vita. Fa parte anche del ruolo pubblico probabilmente, cioè non lo auguro a nessuno, non lo auguro al mio peggior nemico, non auguro una cosa del genere.